Chiara D'Aggiao, consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia nel Partito Democratico. Allora, in queste ore si parla molto sui giornali e si dibatte anche in aula senatoriale di riforma del Senato, nel contesto anche più ampio di quelle riforme importanti istituzionali e costituzionali che il nostro Paese da tempo richiede per poter ripartire, per poter decollare. La prima domanda è se siamo arrivati lunghi con queste riforme rispetto a quella che è la realtà di un Paese che soffre in questo momento per ben altri problemi che stanno mettendo a dura prova molti cittadini. Buongiorno. Sicuramente la politica, soprattutto oggi, deve acquisire dei tempi molto rapidi per venire incontro ai cambiamenti che ci sono. Io credo però che non dobbiamo neanche farci prendere dall'ansia di correre senza meditare profondamente quelle che sono poi le iniziative che vengono prese. In questo senso mi sembra che stiamo andando verso un corretto, compromesso fra quelle che sono le necessità di intervenire in tempi brevi, perché questa è una richiesta che ormai da tempo è avanzata dalla società, e quella di ponderare i passi che si andranno facendo. E fra l'altro non mi pare che si stia affrontando solo il problema delle riforme istituzionali, stiamo lavorando a livello nazionale così come a livello regionale su più fronti contemporaneamente, come è giusto che sia, e credo che questo venga incontro al problema a cui lei ha accennato. Riforma del Senato. Insomma, la proposta è quella di far emergere e rendere protagonisti i territori, le regioni, quindi far diventare questo Senato una Camera alta, però a caratura regionale, no? Rappresentativa delle regioni. Poi sulla questione del non elettivo, dell'elettivo, questo è un altro discorso, però di fatto una Camera delle regioni, ma c'è già un tavolo, no? Stato-regioni, quindi sì, questa idea magari lo duplica, qualcosa sparirà? Sì, credo che lei abbia centrato il problema dicendo che la difficoltà non è nello star qui a decidere se è elettivo o non elettivo, perché uno degli aspetti positivi di questa riforma è proprio quella di scegliere dei rappresentanti del territorio, e soprattutto il fatto che siano anche pochi poi a rappresentare un intero territorio, secondo me nobilita la funzione di questi rappresentanti, che non sono più della singola parte politica ma che si devono fare carico di quelli che sono i bisogni dell'intera popolazione. E dicevo, non è tanto capire come arriveranno lì, ma è tanto parlare di quelle che saranno le competenze di questi organismi. Allora il rischio di una sovrapposizione di competenze credo che ci sarà. Purtroppo ancora oggi dobbiamo capire che cosa salterà fuori poi dalla discussione in aula, e se si sarà in grado di definire dei confini ben precisi e di non creare dei doppioni. Credo che questo sia, quando si mette mano all'intero sistema, no? È come quando si fa la rivoluzione nell'armadio, si tira fuori tutto e dopo di rifare star dentro tutto nel ripiano giusto. E poi c'è il problema del doppio incarico, no? E questo è il principe dei doppi incarichi, no? Un consigliere regionale che comunque è espressione del suo territorio e dovrebbe svolgere la sua attività di consigliere regionale 24 ore al giorno, si ritroverebbe a fare il senatore magari trattando di leggi costituzionali, no? Quindi sì, che hanno a che fare con il paese, con le regioni, ma in modo piuttosto elevato, diverso, distante. Quindi due situazioni comunque diverse, inconciliabili. È un po' bizzarra questa cosa. Sì. È una difficoltà, e credo che bisognerà tenerne conto, anche perché stiamo chiedendo poi alle persone che si apprestano a svolgere un servizio in politica una competenza sempre più elevata, e quindi bisognerà in qualche modo anche capire come avverrà la gradualità di questo passaggio, per far sì che poi le rappresentanze non siano solo formali, ma che le persone che partecipano poi a questi organi di rappresentanza siano in grado di dare un contributo sostanziale al dibattito e all'elaborazione poi delle leggi. Riforma del titolo 5. Allora, noi qui siamo tutti d'accordo sul difendere e anzi valorizzare
l'autonomia e la specialità soprattutto del Friuli Venezia Giulia per una serie di motivi. Una regione che comunque ha delle carte da giocarsi in questo senso, perché i presupposti per la specialità non penso che siano venuti a mancare, no? Forse cambiati per una parte, ma non sono certamente mancati. Questo discorso dell'autonomia regionale in una visione federalista del Paese è una strada possibile in Italia, quindi più autonomia alle regioni, oppure qua ci ritroveremo solamente a cercare di difendere in modo esasperato e anche legittimamente giusto, insomma, la specialità di quelle regioni che già sono speciali e autonome. Personalmente io auspico che ci sia una valorizzazione dell'autonomia di tutte le regioni, perché se si parla di territorio è chiaro che ci sono alcuni aspetti che vanno necessariamente governati a livello nazionale, ma poi è chi è presente e nel vicino che si possono cogliere quelle che sono le esigenze specifiche, e quindi il mio auspicio è proprio che non diventi una lotta a difendere dei privilegi, perché se fosse solo una condizione del Friuli Venezia Giulia o di poche regioni, allora sì, sarebbe tacciata anche dagli altri come una difesa di privilegi per pochi, mentre mi auguro che da questa riforma nasca un sistema in cui i temi che vale la pena che siano uniformati sul territorio nazionale siano assunti dallo Stato, e che lo Stato, sia il governo centrale, si assumano il compito di dettare i principi e invece poi alle regioni aspetti e resti il compito di concretizzare quei principi nelle esigenze dei singoli territori.